Sanità per tutti, il Veneto sempre un passo avanti. È questo il titolo della serata informativa con la popolazione organizzata dal Movimento CDE, Centro Destra e Zelino, e dall'associazione Un Cuore in Comune. Molti medici riuniti al Teatro di Sacro Cuore. Il dottor Calogero Cicero ha parlato sui moderni strumenti per la diagnosi. Il dottor Enzo Appolloni si è soffermato sui sintomi dell'infarto e la prevenzione. Il dottor Alessandro Burlina e il dottor Emanuele Turinese si sono occupati invece di ictus cerebrale, del diabete mellito e la prevenzione. Ne ha parlato il dottor Alberto Marangoni. L'occasione è stata anche propizia per gli interventi dell'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, Nicola Finco, capogruppo della Lega al Consiglio regionale del Veneto. Esserci un incontro, un momento di confronto con i professionisti che sanno anche dare delle indicazioni come prevenire, come vivere meglio, come capire alcuni segnali, credo che sia importante darli alla popolazione. E solitamente vediamo il medico come una figura distante, invece in maniera semplice oggi questi medici, questi professionisti fanno capire alla gente quanto è importante la prevenzione, quanto è importante un corretto stile di vita, perché da questo ovviamente poi ne deriva anche la qualità del nostro futuro. Quindi sono sicuro che questa è un'iniziativa che si dovrà ripetere anche nei prossimi mesi, magari in altre realtà del nostro territorio. È un sogno che parte ancora dal momento in cui abbiamo creato la lista civica che ha vinto le elezioni, ed è la volontà di portare la cultura e serate formative alla popolazione di Romano.